Ciao a tutti, benvenuti a Discursus. Se questa quinta è la prima vostra occasione di incontro con Discursus, bentornati a Discursus se avete visto già almeno la quarta e infine arrivederci a Discursus se non pensate di vedere la sesta. Siete adesso nella condizione di spuntare l'evenienza che ricorre nel vostro caso, non c'è nessuna app collegata a questo sfioro, ma servirà a tenervi allenati in quella che sembra essere ormai la prossima e più frequente nostra azione di interazione sociale. D'altronde, che ci sia un'app per qualsiasi cosa non è un mistero, ma già la buona saggezza palermitana aveva superato l'infondatezza di questa convinzione con un detto che risale alla notte dei tempi, che asserisce con napp, cassate di Pasqua. Mi chiedono urgentemente la linea da Roma, a voi Edoardo De Angelis. No, non ho dato del voi a Edoardo, sto dando a voi, siete voi, a voi che lo vedete. Edoardo, a te Edoardo. Pronto? Pronto? Francesco, sei tu? Ah, ecco. Abbiamo stabilito il nostro collegamento. Sì, ti ascoltavo mentre parlavi delle app e a proposito delle app devo dire che avevo appena appuntato un appunto appositamente approntato, apparso, appoggiato, appeso ad apparecchiare un apparato apparentemente apparentato alle app. Ecco, questo è tutto quello che posso dire riguardo alle app. Però riguardo poi ai proverbi, che sono la saggezza dei popoli, devo dire che a Roma non c'è ce ne sono tanti di proverbi detti, anche alcuni divertenti, non ce n'è nessuno in romanesco, non ne ho trovati che si avvicinino al significato di quello al quale accennavi prima. Però c'è il napoletano. Io ho avuto la fortuna di avere due nonni napoletani, un nonno e una nonna, che erano naturalmente, come dire, dalla stessa parte della famiglia, e c'è quella famosa, insomma, frase letteraria che viene da una canzone, ma che è letteraria, che ha avuto, che ha dato, scordammo ciò passato, eccetera. Invece vedevo che tra i proverbi romani ce ne sono alcuni che particolarmente mi si addicono. In particolare ce n'è uno che sembra fatto per me, che è homo de panza, homo de sostanza. Ma sfogliando questi annali ne ho trovato uno troppo divertente, che è questo: sei così brutto che tua madre ti chiama bello de zia. Questo l'ho trovato veramente, veramente fantastico. E poi c'è sempre, insomma, a proposito sempre di questa cosa della panza, ce n'è un altro, saggezza popolare, che dice: meglio che la panza mia crepi, che la bontà di Dio se sprechi. Questo, insomma, attinge sempre alla tavola al mangiare. Sai che a Roma qui io no, io sono inappetente, di solito mangio poco, non bevo, alcolici soprattutto, ma insomma questa è la storia. Come romano potrei offrirti, ho scritto, non so se sì, la conosci di sicuro, ma ho scritto una canzone dedicata a un'attrice romana. Quello potrebbe essere il mio contributo alla romanità, a parte quello del passato dedicato ad altre storie con altri nomi di donna. E adesso mi sembra di sentire già il crepitio del fulmine che indica il nostro arrivederci. Derci, caro Edoardo, scusa, il nostro addetto ha fatto partire il fulmine con un bagliore di anticipo e ha incenerito la parte finale del tuo saluto. Derci comunque, derci a presto e scusa ancora. E adesso, approfittando della disponibilità del nostro caro Edoardo, ascoltiamo la sua Anna è un nome bellissimo. Prossima canzone, che si chiama Anna è un nome bellissimo, è una canzone dedicata a questo nome, ma anche ad un'Anna molto particolare, come sicuramente riuscirete a capire ascoltando la canzone. E allora, Anna è un nome bellissimo.
Anna è un nome bellissimo, profuma di pulito, è un nome gentilissimo, ha il suono di un invito a togliere le scarpe e correre su un prato, cantare una canzone fino a perdere il fiato. Anna è un nome bellissimo, è un nome da regina, è il nome di una santa e di una ballerina, di quella contadina, bellezza di stagione che illumina il suo viso con l'acqua e col sapone. È la vita negli occhi di un'attrice romana, così fragile e forte che tutto il mondo ama, perché da quello sguardo fioriscono parole che scaldano un sorriso o ti stringono il cuore. Anna è un nome bellissimo, profuma di infinito, come un prato verdissimo, come un cielo fiorito di piccole fiammelle e di luci lontane, tra il rumore del mare e il profumo del pane. Anna è un nome bellissimo, è un nome da maestrina e di una principessa e di una clandestina, di quella ragazzina che è sempre in giro tondo, nella storia del tempo, nella storia del mondo. Sono i segni sul viso di un'attrice romana, conosciuta da tutti, è così che si chiama. Minuscoli sentieri di dolore e passione, chiusi nelle due sillabe di quel piccolo nome. Anna è un nome bellissimo, è un nome familiare, tra il profumo del pane e il rumore del mare. Chi segue il discorso sin dall'inizio sa che stiamo parlando della fatica e della gioia di produrre dischi in Sicilia e che abbiamo cominciato parlando proprio del disco che ha dato l'avvio a tutto questo, un disco pubblicato nel 1991 del quale abbiamo ripetuto il titolo innumerevoli volte nel corso delle puntate precedenti. Io eviterò di ripetere quel titolo, mi riferirò a quel disco chiamandolo semplicemente Esso. Ci rimane di accennare ancora ad altre 4 canzoni contenute in quel disco, che esso sta sembrando più ampio di quanto potesse sembrare all'inizio, al punto di diventare quasi fastidioso. Fastidioso è forse un termine che non dovevo usare perché sollecita altre suggestioni. Vi prego di non fare caso a quello che sta succedendo intorno, non era previsto, non era assolutamente previsto quello che sta succedendo intorno. Scusate, cose capitano nelle migliori trasmissioni, questo non doveva capitare qui da noi, scusate. Sì, si tratta della copertina che volevamo evitare per questa occasione, scusate.
Considerate che regalo grande può essere per uno che scrive sentire le proprie cose eseguite da una delle voci più belle in assoluto del canto italiano e non solo italiano. Io ho avuto la fortuna di vedere due delle cose che ho scritto in una pubblicazione straordinaria di Antonella curata da Roberto Colombo. Questo è stato possibile ancora una volta grazie al mio amico Edoardo De Angelis, che agli inizi di questo millennio mi ha fatto conoscere il maestro Walter Sivilotti. Il maestro Walter Sivilotti ha realizzato diversi progetti con Antonella e in un paio di questi hanno trovato posto Lime Jorna e Cala lo Sole, entrambe presenti nel primo disco del sestuplo di Antonella che ha per titolo Quando facevo la cantante. Arancio cala giallo sole tra gli ardina dormino gli sciori e tu sciori domino non picchi sonno e scangi la notte con lo giorno ma di l'oscuro tu non ti scantare se ci si trova l'ampio temporale la notte è fatta solo con i seti non ci sono lupi o diavoli infernali riposa cari miei riposa tra le braccia del sonno riposa cuore mio che veni ormo riposa tra le braccia del sonno. Io voglio ringraziare il maestro Walter Sivilotti, del quale parleremo ancora più avanti quando affronteremo il discursus su Eranico però mi ricordo, e intanto ve lo faccio conoscere un po' meglio attraverso la sua musica, in una composizione che ha scritto ispirandosi all'inizio di Cala lo Sole, tanto da avere per titolo Araciaracio.
e che in qualche modo esprime in musica una convinzione che abbiamo in comune io e il maestro, l'idea che la tradizione sia un grande serbatoio di progetti straordinari per il futuro. Aracio Aracio del maestro Walter Sivilotti dal Teatro Politeama di Palermo in occasione della presentazione di Eranico Peron di Ricordo, evento prodotto da Alfredo Lofaro.
Bene, nel prossimo discursus chiuderemo il viaggio intorno a esso con Un parlare curioso e quando è guerra, perché adesso vi saluto con Rosa, che come Anna è un nome bellissimo. Buona musica a tutti. Voci di già che c'ha luci, occhi rimagi e cocci luci, tanta che passa presto nottata, squaglia l'ummerno forte l'ailata, giuri di scoglio sali e spina, volo da cerro terra e rina, dorme che passa presto la nottata, dorme passa l'ummere e l'ailata.